Sei Lucio Echerclere, presidente del gruppo musicale Costauta, che è una unione ladina che lavora in Comelgo da quasi 30 anni ormai, perché sono nascute dal 1983 proprio su questa stanza che sono fare un prove c'era che è la galleria di pittura di Giovanni de Bettin Lynch, morto dal 2005, ma in ogni caso nos primo sostenitore per questa avventura che in Camò continua dal tempo. Il gruppo musicale Costauta fa pixeia, canzoni e spettacoli in teatro in parladin del Comelgo, con la versione Costauta ovviamente, ma si occupa anche di pubblicazioni, collabora per le scuole, ha una gran anche capacità da liare tutte le iniziative che fatte in giro per il Comelgo per quanto riguarda anche la valorizzazione del ladin, e ha avuto la fortuna questi anni da poter in tante doni anche, quindi sto un ricambio dai primi che avete a cosa degli anni 80 adesso che ne ormai appunto più di 25 anni che continua a persone più donne più motivate, forse anche su tre campi. Allora, io sono Mattia e sono il pidone del gruppo, sono entrato al gruppo 5 anni fa e il motivo principale era perché mi piace tanto cantare e comunque che da noi non è che ha tanto spazio, insomma, per la musica. All'interno del gruppo mi sei all'olceto pulito, nonostante sia comunque persone anche non microscritte, non coetanee. Si condivide tante belle robe, insomma, oltre alla musica, anche robe che ti fa crescere umanamente, insomma. Il gruppo musicale Costauta avete coa fai musiche e testi anche sull'onda della tradizione, con musiche nostrane del carnaval, magari anche con la forma del coro in montagna, ma dopo a Capù che forse ne era un filone abbastanza compagno che le miniere, no? Si esaurì, non era più oro, argento o un altro minerale, quindi ne attaccò a avere una strada nuova e ne ha fatto con testi e musiche nuove un percorso un tocco interessante, perché che al dimostrare come che veramente fai musica nuova, canzoni nuove, eppur restasse al filo della tradizione, proprio perché il dialetto, la lingua, in è al tramite per il passo, insomma. Allora, quest'ultimo disco che si chiama Distanze, appunto, rappresenta tutto il cammino che ho fatto questi anni col gruppo e anche personalmente come musica, insomma, perché è ancora insieme tutto quel che noi ancora recepito ormai tanti anni che fa musica e quindi è sempre più da parlato di vari generi musicali, per cui questo disco è un tocco rappresentativo di tutte le sfaccettature musicali che in giro per il mondo, insomma. Ho fatto un passo da questo punto di vista, tenendo anche un marocchin che tra l'altro
vincada tanciane, sì, da naschiane, parla dialetto, compagni lunde di nos, insomma, quindi interveniamo anche lì su questo disco con la sua pizza parlata, no? E la canzone appunto dedicata al marocchin Ladin in questo caso. Io sono Elena e sono in tal gruppo da circa 10 anni e non sono da Costauta, quindi perdonatemi il dialetto, no, proprio sempre sì, fluido, insomma. Al gruppo, io poi di SMEC, al gruppo mi aiutò tantissimo, la mia esperienza, il mio cammino, insomma, la mia vita in generale, proprio a rafforzare proprio il mio carattere. Cioè, per me la musica, il teatro, appunto, restando in tema in una distanza, invece al gruppo, i miei amiche mi aiutò tantissimo, anche in ste sere se si ritrova e si sente proprio tanto l'amicizia e l'unione tra noi, quindi dico che in questo caso la distanza dal tutto scomparita, insomma. Io sono Gianluca, ne dal 91, quindi ne 19 anni ormai che canto e recito al gruppo musicale. Al gruppo musicale affronta tematiche, parla di robe che ver dal ciò. Noi abbiamo avuto modo da parlare in questi anni di argomenti che non avevamo mai pensato, insomma, di arrivare a affrontare con questo spirito, con sta voglia da portare in giro argomenti che ne tu c'ha al cuore. E ne sto bellissimo, insomma, scoprire questa vicinanza di sensibilità tra persone e società insieme su tematiche così insolite anche per Naval strinta come la nostra. E di fora e conosce persone che ne avevano affinità rispetto alla voglia da cantare, da recitare dei discorsi importanti. Portare in alto la nostra cultura è tuttora, è sempre stata un'esperienza meravigliosa che ne ripaga, insomma, dal fatto da essere su un posto lontano tantotte periferia della periferia, no, che però arrivò in qualche maniera, ecco, anche a realizzarsi. Musica ferma al battere, musica sguarda al dolore, la canzone che al coro e là che al prova in questo momento stasera particolare, insomma. Di dunque la musica è stata una delle componenti importanti del gruppo che dimostrò come che dinse questo territorio si possa fare ricerca e sperimentazione anche al di là della tradizione antica, che invece resta e continua, perché noi sono qui che va al carnaval come il Gossora, che balla l'Ontera, che ha fatto un spettacolo come l'Incanto con dinse musiche tradizionali, ma questa è neanche una particolarità da aver fatto ricerca in campo musicale. È un'esperienza nuova e significativa che appunto un dito è stata tradotta in varie incisioni, ma che si affianca a quella che sarà anche una delle esperienze di Stianca e Chinenca, insomma una delle esperienze più significative che il gruppo musicale ne ha fatto, che è quella da costruire testi teatrali in ladin, per ladin, che vogliono rappresentare sui vari palcoscenici del nostro nome al Comelgo, ma anche in giro, insomma, che Ladin si presenta con la sua caratteristica di lunga pizla, ma densa contenuti e chi neanche buona da comunicare emozioni, sensazioni e storie vere vivute dalla dente, vivute anche su una ottica che non è che la smeda alla ride perché al dialetto fa ride, ma anche fa pensare solo un tocco perché chi ne storie profonde. E vedrò magari la prossima puntata anche mi avrà fatto un'altra storia pizla destiane dal gruppo musicale, come che potrà essere anche visto dal vivo l'esperienza teatrale con qualche recitazione per dialetto.